volete voi? Francesco non approva il mio daiquiri alla banana. Iurino? E cosa dove hai vinto il Goya? Non so, per non buttarlo via, perché mi non beve. Vabbè, hai vinto il Goya. Buongiorno signori cavalli. Non sono convinto, cioè non è una pianta che deve prendere il sole. Li hanno legati qui fuori. Ma io non capisco. C'è anche il CP che sta male. Brucia tantissimo non essere lì a casa, magari non è niente, magari sì, un malore, eccetera. Il punto è che mi ha fatto preoccupare è che, a parte che è mogia, o magari faceva le alitate quando non c'era caldo, ma ha rifiutato un pasto, quindi il CP che rifiuta un pasto è grave. Comunque c'è Alessia che sta andando tutti i giorni e la nonna, gli zii, tutti quanti, non è da sola per carità, però guarda, fatta a caso, ho detto che se succede, Dio buono che sono via e lei se ne va, mi resterà dentro, se è una cosa brutta, ma anche per lei, non lo so, magari i cani non ragionano così, però sembra quasi un'averla abbandonata, hai capito? Perché sì, non hanno la cognizione del tempo, ma 1 o 2 volte alla settimana passavo a trovarla, adesso da 3 settimane che si è via e fatta a caso e sta male, capito? Adesso portate lo zio dal veterinario, speriamo bene, cioè non speriamo bene tanto che tiri avanti, perché ti ripeto non si può illudersi sull'inesistenza della morte, ok? Questa è una cosa a cui sono preparato da tanti anni, però il fatto che lei se ne vada dopo che io manco da 2 settimane, quello no, quello veramente mi farebbe girare i coglioni tantissimo. È bellissimo farsi cagare dietro dai cavalli, non so se hai visto. Vabbè, stiamo ottenendo i risultati dell'AIMI, adesso la stanno visitando. Buon aggiornamenti perché è nel cuore di tutti, sostanza senza scendere nei dettagli tecnici, mi sta benissimo, vabbè, ha preso una botta probabilmente giocando, il cane sta benissimo, l'analisi del sangue e tutto quanto, però io adesso sto un attimo con lo spauracchio per ancora un bel po' di ore, perché comunque essere fuori, ricevere notizie del genere che il cane non mangia e è mogio e tutto quanto, quindi adesso le danno dell'infiammatorio, antibiotico e tutti i cazzi e l'hanno comunque un po' svuotata, un po' la piccola infezione lì, la sacca che aveva fatto e basta. Ha detto guarda, per l'età che ha è in perfetta forma, persino il cuore e anche i valori inerenti al pancreas, perché sai che aveva avuto la patologia, però ripeto, adesso per un po' di ore adesso un po'. Ma ascolta Cesco, il discorso là che te mi aveva detto dei veneti, che era stai arrestati là, cosa era successo? Perché praticamente un poliziotto sente questo veneto che grida, no? E gli pareva di sentire Allah Akbar, ma un veneto, e lo arresta per terrorismo. Ma il veneto non le stighea Allah Akbar, e stighea all'Albar, al Nemo dell'Albar. E lo arresta? E lo arresta, e lui vuole una birra, un spritz. Bisogna stare attenti ragazzi. Tu sei in procinto di riaddormentarti di nuovo? Quasi. Gli altri sono andati tutti a dormire. Ho rimesso il video a 60 fps, si vede, è tutta un'altra roba, guarda come fluidità. Il problema del mio iPhone, adesso Apple lo sta analizzando da 2 settimane, è che io in modalità 4K a 60 fps, vedi, non mi funziona la macro, vedi che vedi sfocato, ok? Non cambia la lente, non va in macro, mentre a 30 sì, però a 30 è un po' scattosetto, è non realistico, si dice un po' più cinematografico ma non realistico, vabbè, insomma, io preferisco riprendere così, magari alla sera vado a 30. Una cosa, ovviamente la salute del mio cane sta sopra di tutto, però rifletteteci sotto benissimo, mezz'ora di veterinario uguale 325 euro, mezz'ora. Dalla regia di domenica devi dire però, capito? No, porca puttana, è sempre 700 passa euro all'ora, Dio caro, può essere anche a De Natale, Dio caro, 700 passa euro all'ora. Appunti, le P parcheggi a pagamento in Sardegna, che femmine a pagamento lungo, non so, a Romea, a strada. Sì, no, beh, che poi in effetti le signorine che aspettano l'autobus non sono lungo la Romea,
Le trovi nella strada del Molise per andare in Puglia, ne trovi tante tipo a Mestre, No, cos'è, via niente. Piave, quei posti lì, ne trovi tante in Grande, Toscana, guarda un altro addirittura po'. anche il pomeriggio, è una roba incredibile, il pomeriggio, dove il pomeriggio prende puttane dappertutto. Parlavo con loro che vorrei far notare, nonostante sia tanti anni che non vado in palestra, guarda che addominali che ho, cioè guarda che addominali scolpitissimi proprio, tanti addominali, cioè prima tipo avevo gli addominali fin qua, adesso ho gli addominali fin qua, quindi ho molti più addominali rispetto a prima. Via partenza, ciao, arrivederci, mi senti un po' demotivato, ma soprattutto anche per il CP, perché anche se sta bene, però comunque insomma la paura è stata tanta, quindi devo ancora riprendermi, ecco. Mi piace sempre immaginare quando passiamo questi lunghi tratti di natura, colline, cioè di isolamento, no? Al rapimento che fecero a De André e sua moglie quella volta, e con la fantasia viaggio, dico chissà dove li hanno messi, magari ci sto passando ora, hai capito? Un po' come quando cammini per le vie di Venezia e dici ah cazzo, questa strada l'ha calpestata il Goethe, no? Per intenderci. Una cosa tipicissima sono i venditori di formaggio, curati il panorama mentre dico di formaggio, che vengono nelle spiagge con la loro macchinetta a venderti il formaggio. Certi anche si offendono, ma si offendono nel senso, ma della serie non vuoi comprare il mio formaggio, non capisci un cazzo. E questa è l'impressione che abbiamo avuto noi, cioè danno per scontato che dobbiamo comprare il loro formaggio. È bellissima sta roba qua. Allora il panorama è bellissimo, però ripeto c'è ben poco di selvaggio, cioè ci sono case, aziende eccetera sparsi, guarda, un po' in giro dappertutto. Sì, voglio dire, non è assolutamente incasinata, piena di case eccetera, ma non è quello che l'Instagram ti vuol far vedere, è sempre il solito discorso, ok? Quindi togliamoci questa immagine dell'isola deserta, ok? Non è affatto un'isola deserta, ha le sue belle spiagge dove magari camminando puoi non trovare nessuno, l'ho già detto e lo ripeto, ha i suoi bei scorci, però insomma macchine ne passano di continuo e c'è gente, tante case, dai. Questo è una vista complessiva della costa est e anche di un po' di entroterra, sì, non stiamo viaggiando solo in costa, Altre volte quasi mi sento, aspetta, guarda avanti mentre spiego, a volte quasi mi sento in dovere di dover giustificare le mie osservazioni, perché sai, di solito i travel vlogger quando vanno in giro è sempre tutto bello, fanno vedere solo le cose belle. A me piace essere sincero, cioè bellissima la Sardegna, però ti racconto anche delle cose che non ti aspetteresti dalla Sardegna, che ovviamente hanno tutte le altre regioni d'Italia, della serie. Non è che l'Italia è merda e la Sardegna, che è sempre parte dell'Italia, è inequiparabile, hai capito? La Sardegna, ecco, adesso non si vede che ho la lente spazza, ecco, è spesso anche così, insomma, ecco, questa spesso è Sardegna, i paesini, le case sparse, le fattorie, eccetera, eccetera. Paesini possono non piacere a tutti, a me piacciono molto perché sono molto tipici nel senso che si differenziano dal modello, dallo schema di paesino che abbiamo riproposto in quasi tutta Italia. Poi per carità io sono uno di quelli che si accontenta di poco, è di bocca buona, si dice da noi. Sta cava, guarda com'è scavata dritta, guarda che misteri, metti a fuoco il telefono, che cazzo hai? Forse non tutti sanno, ma qui è normale fare il carico e scarico a 20 euro, 20, carico e scarico e basta, 20 euro, 40.000 lire, sti cazzi. Oh, io dall'immagine di isola deserta che avevo detto, ma cacchio faremo quei supermercati, porca miseria, con la benzina e tutto quanto, invece no, cioè, è un posto normale, insomma, ecco. C'ha tanti pezzi di natura, ma non è isolato, tipo non so la Croazia interna che vai avanti per 300 km senza una casa. E quella volta lì sì, anche se avevo la doccia piena di olio di semi, avevo paura di rimanere a piedi, perché ho detto cazzo, è una vita che andiamo avanti qua e non c'era un distributore, non c'era niente, porca miseria, non usano far gasolio, non usavano neanche abitare perché non c'erano case. Le temperature, ti dico, a giugno sono molto piacevoli. Sì, ho raggiunto, aspetta che cambio marcia, sì, ho raggiunto i 46 gradi in camper, ma comunque l'aria è respirabile, non c'è la cappa di umidità, perlomeno, attenzione, io parlo sempre e solo del mio viaggio in questo periodo,
attenzione, mi raccomando, usiamo l'intelligenza, interpretiamo le mie parole, ossia ogni mia interpretazione presente, passata e futuro della Sardegna si riferisce a ciò che sto vivendo io, non alla Sardegna in generale, al clima in generale, al meteo eccetera eccetera in generale, no, al mio specifico viaggio. Quindi la realtà, ma la realtà non della Sardegna, ripetiamolo per l'ennesima volta, ma del mio viaggio, ok? Della serie, Singano, sei stato sfigato, hai trovato brutto tempo, le alghe eccetera eccetera, certo è vero, ne sono pienamente consapevole, però non posso neanche negarlo, porca puttana, che il mare faceva da cagare per colpa del brutto tempo. Quindi non so di preciso dove siamo, ma questo è un bellissimo pezzo wild, ci sono un disastro di agriturismi con anche il carico e scarico, quindi anche valutare l'idea di andare in un agriturismo invece del campeggio secondo me è cosa buona e giusta. Io non l'ho ancora mai fatto, vorrei andare in un agricampeggio, però prima o dopo lo farò anch'io. Guarda se riesci, guarda, provo inquadro a caso perché sto guidando, cioè, guarda la vallata, spero di inquadrartela, guarda che bello. Pensavo fosse Francesco a far coda, gli ho detto bravo Francesco che fai coda, perché il panorama è veramente bello, cioè prima era veramente bello e così mi godo il panorama. In realtà no, sono un defender di Van Life, perché qui in Sardegna è molto di moda fare la Van Life, quindi Defender, 4x4, tutte quelle robe là, il suo pane insomma. Poi va bene, gli stessi posti, vedo anche vecchi mansardati eccetera, ma questo è un altro discorso. Vedi? Anche qui, come da noi, sottolineo come da noi, perché ogni volta che faccio un viaggio sembra sempre che critico un posto, in realtà espongo le mie osservazioni, no? le quali ovviamente sono quasi le stesse su tutti i posti che visito. E una cosa che non mi è mai andata giù, le case della Van Life, cioè le case che devono per forza mettersi da sole, isolate eccetera in mezzo alla natura, e così facendo, l'abbiamo spiegato in una vecchia e dimostrato in una vecchia puntata, così facendo si annienta la natura, perché la natura non arriva mai. C'è sempre una casa, un bar, un ristorante, non c'è mai il niente dove tu vedi solo la natura, non c'è mai, perché Tizio che aveva i scale doveva farsi a casa in mezzo a natura. Adesso non dico grattacieli e albergo, per carità di Dio, ma come che si faceva una volta i borghetti, una volta esisteva i borghetti, tutta la gente andava a abitare in questo borghetto e fuori dal borghetto c'era la foresta, il bosco, la natura, porca puttana. Adesso la natura non esiste più perché bisogna costruire ovunque. Questo è il principio della Van Life, cioè che se troviamo camper e furgoni e macchine ovunque, la natura non c'è più, porca puttana. Dai che fogo! Guarda, io non riesco a inquadrarti, però ti assicuro un panorama indescrivibile, bellissimo, e casette qua e casette là, ma che da dire fuoco a tutti quanti, Dio caro. Che oppo, aspetta, contribuiamo, no, amanti della natura, dobbiamo andare al supermercato, femo 80 km per raggiungere un supermercato, È un po' come il discorso che feci, il discorso molto delicato, quindi casomai vedi se trovi la puntata o se te la ricordi, sui cani. Non è che perché uno ha un cane ama gli animali, non c'entra assolutamente niente, il cane è una compensazione del tuo ego, ok? Ma là, vabbè, detta così vuol dire tutto e vuol dire niente, è un discorso che va approfondito e lo avevo già sufficientemente approfondito. Compagno natura non vuol dire amare la natura, vuol dire essere egoisti e appropriarsi di un pezzo di natura, togliendolo alla natura stessa, non solo tanto agli altri, ma togliendolo alla natura stessa. Quindi ste parole buttate a cazzo dei amanti della natura, sto per dei coglioni. Minchia Singano, che volgare che sei diventato. Lo so, sarà aver smesso di fumare. No, mi ascolto anch'io nei video, non mi piace quando dico cazzo, merda, quelle parole là. Cioè il porco ci sta da Dio, ma il cazzo, merda, veramente proprio non mi piace. Cioè quando ascolto i miei video sempre quelle parole proprio mi mette tristezza. Ora c'è un bellissimo pezzo wild senza proprio nessuna casa. Ora è veramente bello, proprio non c'è neanche una casa ora, neanche un negozio, un camping, un agriturismo, niente di niente, è molto bello. Non posso inquadrartelo perché sei sugli alberi, però prova, guarda, vado a caso, vedi, guarda te, qua forse, occhio, adesso, qua, vedi, non è facile guidando. Oh, sta panoramica, vieni con me. Saluti. Francesco, cosa dici di farci un tutorial su come osservare il panorama in Sardegna?
Va bene, allora ci si avvicina al panorama Ok. e poi si volge lo sguardo verso l'infinito. Ah, verso l'infinito. Ah, ok, così. Aspetta, guardiamo. Così. Aspetta, stavo riprendendo, sì, ok, così. Col mio sguardo da Ok, influencer. mentre il bambino va giù per il burrone e muore. E dopo il momento del tutorial gratuito arriva il momento culturale geografico. Geografico, geologico. Esatto. Praticamente Marcus Caldonius ci dice che Quello è Sugoroppu, che è una gola profonda, una delle più profonde in Europa, in Sardegna. ah, è vero, è una gola, vedi? Sembrava chiuso, invece c'è il coso, dopo passa di là. Vado via, c'è il bambino che parcolla nel burrone e i genitori che non gli dicono un cazzo, cioè è un equilibrio di merda e è lì nel ciglio del burrone e loro là a guardare il panorama. Sì. Poi fuori la birra, di top, la birra. Indovina cosa mi bevo? Eh beh sì, è cultura, piace o non piace, io no, non mi mangio il caprone. Al massimo caresso, perché spusa, dopo me lavo anche le mani. Dov'è che ti portano questi? Portano giù al Groppu. Al groppu? Sugoroppu. Suguroppu? Ah. Qui difende? Mamau. Se ti porti tu usuarii? Ragazzi, quante preoccupazioni. Adesso mi ha richiamato lo zio perché intanto ti faccio guardare un po' di panorama, quasi per addolcire un po' l'amarezza che sto provando in questi momenti. C'è l'Emi che si lamentava, però ha detto cazzo, gli hanno fatto l'ecografia perché io non avevo capito bene, quindi gli hanno fatto anche l'ecografia e non era niente, cioè sì, hanno detto sta sacca qua dovuta alla botta, una specie di ematoma, ma non è che erano altre cose, insomma, ecco. E gli hanno dato in teoria l'antidolorifico oltre all'antibiotico già in vena quando era lì dal veterinario e adesso bisogna aspettare per ridarglielo domani mattina. Il cane continua a non mangiare, adesso domani mattina perché apre alle 9 il veterinario, vediamo un po' come me la racconta lo zio che sta il cane e richiamo il veterinario eventualmente, non so per far cosa perché dopo ecografia e analisi del sangue, però vabbè, ovviamente lo chiamerò per dire di sta roba qua, c'è della serie che fare, cazzo facciamo. A me ragazzi veramente brucia in una maniera estrema essere qua in capo al mondo e avere il traghetto fra 8 giorni, porca puttana. E si crede o no, c'erano 2 caprette in mezzo alla strada, speriamo che no, sotto le macchine. Tu mi dirai sì, non è normale, ci sono i pastori, beh qua siamo altissimi, non ci sono case, non c'è niente, chissà dove sono scappate quelle lì, più che altro cosa bevono che non c'è niente, qua è tutto arido. Quello che mi chiedo. Occhio che non mi cilindro questi, che arrivano ai 3000 all'ora, state nella vostra corsia, bravi. No, stavano andando pianissimo in realtà, sembrava che venissero molto più veloci. Impena Dio caro che l'R1! Per quanta sfiga, guarda che stupido, vecchio stupido ritardato di merda, ti sei venuto addosso, che dovete estinguervi voi che andate in contromano quando non vedete chi cazzo arriva dall'altra parte, dovete solo estinguervi. Comunque dicevo, nonostante le sfighe ci sono state, ci sono ancora, il CP sta male in questo viaggio comunque è bello, cioè comunque sotto in qualche modo apprezzo questa malinconica non so, questo malinconico godimento del panorama. Ora sì, c'è tutto il panorama senza neanche una casa, ogni tanto vabbè l'agriturismo, l'area camper, l'alberghetto, però non ci sono le case, quelle che io tra virgolette odio, sparse in giro dappertutto, hai capito? Ho perso anche la voglia di fare i video sinceramente, cioè proprio non sbatte più un cazzo essere in Sardegna, cioè già è partita male la Sardegna, mi stava già in culo fino all'inizio, figurati adesso col cane che sta male a casa. Porca troia, oggi l'umore è estremamente ballerino ragazzi, estremamente ballerino e ho tutte le ragioni di questa terra, porca troia. La Sardegna oggettivamente è bellissima, soggettivamente con tutte le sfighe che mi sono capitate, ho perso anche un bullone dei cerchioni dietro che sono introvabili, c'era un tu che lo cercava da anni perché non esiste e devi comprarti tutto il cerchione nuovo, 400 euro, anche no, capisci? Quindi la sfiga, bello, la sfiga mi fa dire vacanza di merda, ma non per la Sardegna, per tutte le sfighe che ci sono state. Guarda a destra i cavalli, porca troia, guarda anche le pecore, alla fine forse anche egoismo, quelle là muoiono tutte, le sgozzano tutte
e io sto qua a preoccuparmi per un cane, perché è il mio cane, capisci? Questo è egoismo, porca troia, guarda a sinistra. Wow. Mussi. Ciao Mussi, Mussi, ciao Mussi. Lasciando perdere i miei umori e le mie malinconie, veramente ragazzi, l'entroterra è una cosa stupenda. Delle spiagge per il momento non ne sono per nulla soddisfatto, complice, ripeto per l'ennesima volta, che dopo veramente non abbia gente che non capisca il mio canale, complice solo il brutto tempo, ma l'entroterra, bel tempo, brutto tempo ragazzi, stupendo, stupendo, stupendo. Se un giorno troverai un film porno girato in Sardegna con una con le auto reggenti fucsia o viola, adesso non mi ricordo bene, su una macchina grigia, beh, noi l'abbiamo visto in anteprima. E quindi dove abito oggi? A Kabum! No, ho sbagliato ogni volta, porca troia, no, non è vero, è solo una sosta panoramica, non abito qua, guarda il mare. Ci dichi, signor Caldoni? Quello è Baunei. Qual è? Paese là. Poi andremo su di là, praticamente, facciamo quella gola e scendiamo giù dove c'è il Golgo e dopo arriveremo a Cala Golorizze. Ok, e poi avrò... Lì c'è Arbatax, quella specie di isoletta lì è Arbatax, e quel paese grande là è Tortolì. È Tortolì, dove andremo a mangiare con Vivaldo. Siamo altini, cioè non sembravano da lontano montagnole, hai capito, collinette, invece no, porca miseria. Ho avuto modo di notare che è a dir poco tipico sparare nei cartelli. Mi dicono dalla regia che questa pianta è un finocchio selvatico, guarda qua che ti ho zoomata, vedi tu, finocchio selvatico, non ha nulla di omosessuale nonostante il roseo sfondo, ma è proprio niente, una pianta, è smania. Per carità, poi c'è anche Alessia e tutti quanti che mi fanno terrorismo, insomma, perché come te la raccontano, il cane, no qua, e dopo no, aspetta, si alza, si muove, qua e là, sai. Porca miseria, io da qua non capisco la realtà, hai capito? Anche se mi fanno un video eccetera, non capisco la realtà, non vivo la giornata di come sta andando il cane, se sta andando in giù, se sono magari appunto ste cose che ha detto il veterinario che ha preso una botta eccetera eccetera, porca miseriazza. Il fatto di essere qui, te lo ripeto all'infinito, e non poter far nulla è una cosa che veramente mi manda in bestia, ma veramente in bestia. Ho anche risposto un po' male alla Alessia perché mi faceva vedere sempre il cane là a Mojo. Vedere se cosa vuoi che ti dica, cioè sto parlando col veterinario, sto facendo tutto, cioè cosa vuoi che ti dica, porco cane, cioè io sono una persona pratica, abituata a risolvere, almeno sono lì, le faccio compagnia, visto che sono qua non posso neanche far compagnia, quindi che cazzo faccio? Pesante sta situazione, ragazzi, veramente. Cala Gorizze, una strada decisamente impegnativa, siamo altissimi, da fare con un pulmino ovviamente, con un van è un gioco, capisco. Ho avuto la tachicardia, porca puttana, cioè veramente era un attacco di panico tra i pensieri del cane e tutto quanto, e ste robe, se che io soffro della paura del vuoto, vedermi i burroni e tutto, proprio, vabbè, sto zitto. Il bello di sto canale non è tanto che ti dice la verità, è che te le racconta subito, perché io prima ho bestemmiato, ho avuto tachicardia, ma adesso ti posso dire, mi sono divertito, cioè capisci? Adesso che è passato tempo. Nel frattempo il CP ha i suoi alti e bassi, nel senso che adesso ha gli alti, sta bene, ha mangiato dei biscottini che gli ha dato l'Ale, e allora mi è venuto in mente, perché non ho preso scatolette in offerta, ho preso sempre roba di marca da 5 euro a scatoletta, però gli ho detto, ascolta, prova a cambiare scatolette, compra una qualsiasi altra marca, qualsiasi, e vedere se la mangia, che magari non sia un lotto difettoso, cazzo ne so io. Per quanto riguarda noi, il discorso Sardegna, io spero vivamente di fare un'altra strada, cioè i tornanti anche col van bisognava far manovra, porca troia. Questo Buronhaus, porca miseriazza, io soffro del vuoto là. Ho la paura degli spazi aperti, non gli spazi aperti gli spazi aperti in altezza, e dopo mi danno forti vertigini, attacchi di panico. Questo da il mio secondo o terzo viaggio a Tenerife, che ho quasi rischiato la vita andando in ciabattine, stupido io, in una specie di burrone, scogliera, con i sassetti friabili, e sto infradito che scivolavano sui sassetti, e tra parentesi anche sta sassetta, sta stradina buttava verso il burrone, non buttava verso l'interno, ok? E quindi insomma mi sentivo spinto proprio dalla forza di gravità verso sti
sti scogli molto alti e quindi insomma mi è rimasto probabilmente sto trauma. Tra salite, discese, me il fuoristrada, ma tanto a Marco che gliene frega, lui al van. Segnati, Calagorizza, segnati il nome, speriamo i peluche non si siano persi, non li vedo più da un pezzo. Non è proprio paese per camper, lo ripeto all'ennesima volta, è per van, macchine e moto, oppure per chi è abituato, Esatto. Eccoli qua, meno male. Leggermente meglio, questo è il bar in punta. Ragazzo, buonanotte. Ora per il momento va tutto bene, sia con Amy che tutto il resto, vedi, però essendo appunto, come ti ho già anticipato prima, detto prima, un canale veramente reality, cioè senza ripensamenti, ti dico quello che viene fuori nel momento, la percezione nel momento, confermo tutto quello che ti ho già detto, perché poi è chiaro che se devo raccontare quello che abbiamo fatto e dico ah che figata, abbiamo fatto la strada, che bisogna fare manovre nei tornanti eccetera, ma al momento no, non è stato per nulla bello con un camper del genere. Il costo del parcheggio estremamente tranquillo dopo tipo le ore 11 di sera è di 10 euro, però comprende anche bagni e docce, quindi ci sta. Singano, Maiesole, negli altri posti le docce sono gratis, Dio caro, vuol dire che sta? Anche perché quante volte mi hai sentito dire in vacanza spendi, la vita è una, cioè si risparmia sugli sprechi e si spende dove si possono avere belle esperienze, nel senso bei ricordi, ok? Perché dei soldi te ne dimentichi, ricordatelo sempre, a meno che non sia proprio grandissimo in QA, è tipo quella del veterinario, messa ora a 350 euro, no 325, ma delle esperienze no, di quelle non te ne dimentichi. The days on the run, the wind in the trees, is talking in tongues. If your heart is torn, I don't wonder why. If the night is long, here's my lullaby.